Sbanda sulla sinistra e si schianta contro un furgone della Lattebusca adibito al trasporto di prodotti alimentari. Incidente mortale stamattina poco dopo le 8 all'uscita di Caprile all'altezza dell'hotel Montecivetta. Non c'è stato nulla da fare per Carla Scola, 47 anni, originaria di Falcade, Madani, residente all'Aste di Roccapietore. La donna è morta sul colpo all'interno dell'auto praticamente disintegrata nell'impatto. Il racconto del sindaco di Roccapietore che in macchina era diretto a Cencenighe. Ho visto sto bruttissimo incidente, ho capito subito che la strada che logicamente era interrotta, mi sono fermato e poi abbiamo scoperto, quando sono arrivati i carabinieri, che era una mia cittadina, insomma mi dispiace. La donna viaggiava a bordo della sua Peugeot 205 in direzione Roccapietore quando d'un tratto ha perso il controllo della sua auto che sbandando ha invaso la corsia opposta, finendo la sua corsa contro il camioncino. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la porta del camion per togliere l'autista che era bloccato dentro. L'uomo, sotto shock e ferito, è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Raccapricciante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Oltre all'ambulanza del pronto soccorso di Agordo è atterrato l'elicottero Pelican di Bolzano. Purtroppo ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso della donna e prestare le cure al conducente del furgone. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge eseguiti dai carabinieri di Arabba e dai colleghi della vicina stazione di Caprile.